Ciao ragazzi, un saluto agli amici surfisti che mi seguono. Vorrei esprimere la mia vicinanza soprattutto a chi sta soffrendo in questo periodo che possiamo definire particolare. Vorrei fare un augurio a tutti quanti che le cose vadano per il meglio. Dovendo stare a casa, ho pensato di iniziare questa rubrica. Una rubrica incentrata sui media dedicati al surf. In questo caso parliamo di cinema. Ci sono molti film sul surf, da quelli che hanno il surf come elemento principale a quelli che hanno il surf come elemento di contorno. In questo video ci soffermeremo più sui titoli a mio avviso significativi e degni di nota e accenneremo altri film dove magari il surf è appunto un elemento non in primo piano ma di contorno. I film più significativi che andremo a esaminare spesso rappresentano anche quel decennio di surf e conseguentemente in certe location di lifestyle del periodo in cui si svolgono. Se vogliamo, a livello generazionale i film più importanti sono tre: Un mercoledì da leoni, Point Break e Blue Crush. Poi andremo a esaminare anche altri film, magari non conosciuti tanto quanto questi tre, e andremo a esaminare anche alcuni titoli dove il surf compare, ma non è protagonista come in questi film che vi ho appena citato. Quello sarà il giorno che li consacrerà campioni. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you can. Ci sono film che quando guardiamo modificano la percezione dello spettatore e del mondo che lo circonda. E non solo, influenzano anche le opere successive. Un mercoledì da leoni non ebbe un gran successo quando uscì nel 1978, ma con il passare degli anni lo raggiunse. Raggiunse meritatamente lo status di film cult. Big Wednesday, questo è il titolo originale, è un film di John Milius, un film che attraversa dei periodi storici che hanno segnato l'America. Parte con l'estate del 1962, si sposta pochi anni dopo nell'autunno del 1965, continua con l'inverno del 1968 e termina nella primavera del 1974. In poco più di 10 anni troviamo quell'estate spensierata, tipica degli anni 60, poi arriva il conflitto con il Vietnam e i ragazzi sono costretti, volenti o nolenti, ad andare in guerra. Poi c'è il ritorno di questa generazione, il ritorno a casa. Uno dei protagonisti scoprirà che è stato persino lasciato dalla fidanzata che intanto si è sposata. Ci saranno anche delle perdite, ci sarà questa delusione di questa generazione di sfattoni, di hippie che è arrivata prendendo il posto di quella generazione molto più spensierata, diciamo, degli anni 60, che è il decennio subito prima. E non è niente, cresceranno ancora. È qui che i tre protagonisti non riconoscono più il posto dove erano nati e anche lo spettatore rimane spiazzato nel non trovare più quel mondo che era stato abituato a vedere durante il film. I protagonisti sono Jack, interpretato da William Katt, che è un personaggio ponderato, pacato nelle sue scelte. Poi troviamo Matt, interpretato da Jean-Michel Vincent, dal carattere più impulsivo, beve anche nel film spesso e quindi diventa anche altalenante, mentre invece il pazzo è Leroy, interpretato da Gary Busey. Leroy spacca tutto e il caso vuole che Gary Busey lo troveremo anche nell'altra pietra miliare del surf, che è Point Break. Come detto, i tre vivranno avventure e disavventure legate ai vari periodi storici, perderanno amici durante la guerra, ma alla fine si ritroveranno per surfare insieme in quella grande mareggiata che tutti conosciamo, di quel mercoledì da leoni, dove grazie al surf ritroveranno loro stessi e la loro comunità, oltre a passare il testimone e la tradizione ai nuovi arrivati
dalla generazione precedente, visto che intanto erano passati 10 anni nel film. Interessante che nel finale, nella grandissima mareggiata, troviamo anche una leggenda del surf, Jerry Lopez, che interpreta se stesso. Alcune curiosità: la maggior parte del film si ambienta appunto a Malibu, in California. Gary Busey, dei 3 protagonisti, era l'unico che non sapeva surfare e dovette imparare ovviamente prima delle riprese. Jerry Lopez, dopo questo esordio cinematografico e la parte in un film cult, quindi, fu preso anche per il ruolo di Subotai in un'altra pellicola cult, che è quella di Conan il Barbaro. Quindi interessante che Jerry Lopez, oltre ad essere una leggenda del surf, può dire di aver partecipato a dei film cult. È ora del rock and roll, ragazzi, forza! Tutti fermi! Nessuno si muova! Mani in alto! Tutti camminare lontano dalle sportali, forza! E là, salve! Tu, Signore e alto, signori! ragazzi, Siamo la banda degli ex presidenti! Vi chiediamo solo pochi minuti! Sempre sulla scia di film che rappresentano il surf e che hanno influenzato la cultura del momento e successiva, prendendone però spunto, perché questi film influenzano la cultura ma ne prendono spunto, quindi diciamo che globalizzano una cultura di una determinata zona. Rimaniamo sempre in California, dobbiamo aspettare un po' di anni perché Un mercoledì da leoni è del 1978, mentre il prossimo che vi dirò, Point Break, è del 1991. Point Break è uno dei miei film preferiti, per i miei gusti personali l'ho gradito molto più di Un mercoledì da leoni, per quanto mi piaccia anche Un mercoledì da leoni. La regia è di Catherine Bigelow, mentre i protagonisti sono Patrick Swayze e Keanu Reeves, con Gary Busey che omaggia quasi con la sua presenza Un mercoledì da leoni, anche se in Point Break non surfa. E mi raccomando, andate a votare! La paura provoca esitazione. L'esitazione produce lo scatenarsi delle tue peggiori paure. Lui ti farà arrivare oltre ogni limite. Questo sarà un gran giorno. Che direbbero i contribuenti se sapessero che stanno pagando un agente federale per fare il surf e rimorchiare ragazzi? La trama la possiamo riassumere nel concetto di 2 filosofie di vita opposte che si incontrano e si scontrano. E questo qui? Già. Questa per noi è una gran perdita di tempo, amico. Quali sono queste 2 filosofie di vita? Una è quella dell'agente Johnny Utah, agente dell'FBI che deve catturare questi ladri, gli ex presidenti, e l'altra è quella del capo della banda, Bodhi, che è un criminale non cattivo ma pazzo, perché vive secondo una sua filosofia, secondo cui quello che sta facendo è giusto, in quanto va contro il sistema, una filosofia sovversiva, anche se in soldoni, dietro a tutte le filosofie che fa, vuole soltanto pagarsi un'estate senza fine, senza lavorare, ecco. I 2 personaggi sono, a parte messi molto in risalto, in quanto essendo una donna la protagonista è molto affascinata, si capisce dai due attori, che fa risaltare in tutti i modi, ma al di là appunto di questa estetica registica incentrata sull'esaltazione, se vogliamo anche maschile, dei personaggi, è importante anche vedere in che modo i 2 personaggi sono affascinati e contaminati dal mondo con cui appunto si scontrano. Nel film non riescono a catturare questa banda di criminali e Pappas, che è interpretato da Gary Busey, capisce, trovando della paraffina sui luoghi delle rapine, che questi criminali potrebbero essere dei surfisti. Da qui Johnny Utah deve fare l'infiltrato e quindi vuole imparare a fare surf. All'inizio si trova molto male, ma in seguito, con l'arrivo di Tyler, la ex fidanzata di Bodhi, la convince a farsi insegnare il surf e viene conquistato, catturato da questo ambiente di persone totalmente diverse da quelle con cui lui era abituato ad avere a che fare, che lo portano in questo mondo quasi malato per lo sport estremo, perché vediamo anche un passaggio generazionale da Un mercoledì da leoni. Mentre là il surf era divertimento e la grande mareggiata era un caso affrontata solo da qualcuno, scopriamo col passare del tempo che qui il surf è diventato adrenalina, è diventato gusto dell'estremo, perché la diffusione degli sport estremi l'abbiamo principalmente in questo periodo. Non a caso Bodhi e la sua banda sono malati di sport estremi, di adrenalina, praticano paracadutismo facendo a gara di chi tira per ultimo il paracadute, dalle foto che si vede in una scena di una festa praticano il free climbing e altri sport, e quindi ecco il surf in questo caso è vissuto quasi più come una malattia di adrenalina per queste persone. Cristo, arriva l'onda più grossa! Tutti tuffi giù nel tubo!
è una scarpata di 8-10 metri! E nel buco del culo, in quel momento, nel buco del culo non ti ci entra neanche uno spillo! E senti l'onda che si mette a ruggire! E ti spinge avanti come se fossi il tappo del radiatore di una locomotiva d'un treno merci! Johnny Utah verrà quindi affascinato e contaminato da questo mondo del surf, mentre Bodhi verrà preso da questa missione di trasportare un agente, soprattutto quando lui scoprirà che è un agente così appunto strutturato e rigoroso, sul lato degli sport estremi. Il personaggio che tiene, diciamo, sulla giusta via il protagonista, oltre alla sua rettitudine, perché è un personaggio che vuole completare il proprio lavoro mentalmente stabile, ma soprattutto Tyler è una donna che ama il surf, ma che è molto più moderata. L'onda grossa è per un macio tutto stronzo che cerca la morte. No, non è vero. È il massimo dello sballo. Non c'è al mondo sensazione paragonabile. Neanche il sesso. Il finale del film fondamentalmente ci insegna che se fai un tipo di vita all'estremo, come il protagonista, finisci o in galera o morto. Nel finale sono a Bells Beach per questa mareggiata enorme di cui parlano già durante il film, in cui si aspettano delle onde enormi, anche se le onde ovviamente a Bells non sono giganti come in tanti altri spot del mondo. Dove sono le più grosse? A Waimea? Da cavalcare? Sì. Ma è China Point. Bells Beach, in Australia. A Bells non possono essere più grosse che a Waimea, fratello! Quest'altro anno sì. Per Bodhi la tempesta del cinquantennio capiterà l'anno prossimo. Tempesta del cinquantennio. Che cos'è? È una specie di leggenda. No, è la verità. È la verità, non è una leggenda. Il mondo funziona a cicli. 2 volte ogni secolo l'oceano ci ricorda quanto siamo veramente piccoli. Anche se in quel momento c'era una bella mareggiata e lo stuntman che cade nell'ultima scena simulando la morte di Bodhi si è preso una bella briscola. Comunque il finale appunto trova Bodhi sulla spiaggia, che è catturato dopo che Utah l'ha inseguito per tutto il mondo e vuole buttarsi in acqua. Utah lo vuole imprigionare, gli ha giustamente dato la caccia in quanto criminale internazionale. Bodhi, ho fatto il giro di tutto il Messico. Ho trovato un cadavere non identificato giù a Baja. Ho scoperto che era il tuo amico Rosy. Ha fatto accoltellate con uno più bravo di lui. Ho trovato il tuo passaporto all'isola di Sumatra. Alle isole Fiji ti ho mancato di una settimana. Ma ero sicuro che il cinquantennio non te lo saresti perso, Bodhi. Ma alla fine gli offre la possibilità di andare, tanto sa che uscendo in quelle condizioni sarebbe morto. Vaya con Dios, amico. Ma che hai fatto? Aiuta! Mi ha dato rivolta al cervello! L'ha lasciato andare! Non è vero. Se fai una vita all'estremo di eccessi, o muori o ti cattura la polizia. A livello di surf ci sono delle belle scene in Point Break, il più delle volte sono interpretate da degli stuntman, ma purtroppo le scene non sono così coordinate come vedremo più avanti in film tipo Blue Crush. Sono delle belle sequenze di surf riprese, messe lì dove ogni tanto identifichi i personaggi in quanto hanno preso degli stuntman simili, ma a volte trovi delle persone goofy che poi diventano regular, quindi per quanto siano delle belle riprese non sono così coordinate rispetto al film. Point Break ha ispirato un film che si chiama Fast and Furious, dove la storia è identica, con la differenza che hanno messo le auto al posto del surf. Personalmente ho gradito Fast and Furious, ma lo trovo infinitamente inferiore a Point Break, da cui copia palesemente la sceneggiatura, l'intreccio narrativo e via dicendo. Nel 2015 è uscito un remake di Point Break, fra l'altro sarei stato coinvolto per alcune riprese che dovevano fare qui vicino all'Italia, ma poi quelle riprese sono state annullate, quindi non le ho fatte. Il remake a livello di sport estremi ha delle riprese molto belle, ma a livello di trama è molto povero, è molto scarno, anche se ha delle cose carine qua e là, non è un bel film, assolutamente.
non è più incentrato solo sul surf, ma è incentrato sulle 8 prove di Ono Ozaki, un ipotetico personaggio filosofo che fa sport estremo, secondo cui se fai queste 8 prove raggiungi il nirvana. La cosa interessante che hanno messo nel remake sono gli spot. You ever surf anything like this? La prima scena di surf che troviamo è girata fisicamente a Teahupo con Bruce Irons e anche altri surfisti conosciuti, ma si svolge in Francia, a Belharra. Quindi la cosa interessante è che loro hanno voluto citare il reef di Belharra, che è un reef a Biarritz in Francia, fuori un outer reef, ma in quanto ovviamente una mareggiata a Belharra è rara, l'hanno girata a Teahupo. Quindi interessante la cosa di creare una situazione particolare, cioè surfare nel reef di Belharra, non potendola attuare girando a Teahupo. Nella scena a Teahupo troviamo anche Laird Hamilton, fra l'altro, uno dei surfisti di big wave più famosi e storici, diciamo, soprattutto dello spot di Teahupo. Mentre, se vogliamo, l'unica cosa concettualmente migliore dell'originale Point Break è il finale, in quanto questa volta c'è un wipeout veramente mostruoso, c'è un'onda veramente mostruosa. Il finale di Point Break del remake si svolgerebbe nella trama a Cortes Bank. Cortes Bank è un'onda che è stata surfata da spedizioni di big wave rider come Mike Parsons, Rusty Long, Greg Long, e ovviamente anche qui sarebbe stato molto impegnativo andare sul posto perché è a molte miglia dalla costa, ma soprattutto aspettare una mareggiata, perché le mareggiate a Cortes Bank sono molto rare. Hanno colto invece l'occasione di una grandissima mareggiata a Pedra Branca, che è uno spot in Tasmania, quindi quelle zone dove ci sono anche shifter, cyclops, tutti questi spot che generano onde impressionanti. E la scena del wipeout è di James Holmer, che quasi muore in questo wipeout, cioè se vedete il video è stato riportato fuori in condizioni pessime, se l'è vista veramente brutta, basta vedere che onda ha surfato. How's that stringer? Pedra Branca praticamente interpreta Jaws, cioè se vogliamo qui sono delle onde che interpretano delle altre onde nel film, è divertente come cosa. Però a parte questo, il film di Point Break, il remake, non è un bel film, al contrario dell'originale che è un film bellissimo ed è fra i miei film preferiti.